Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, uno straordinario successo ieri dello sfilamento della Triveneta degli alpini a Belluno, 3 giorni straordinariamente partecipati dalla gente, 20.000 le penne nere che sono intervenute nello sfilamento di ieri. La nostra diretta, così come da 3 giorni a questa parte, rivediamo come sono andate le cose nel servizio di Anna De Roberto. Il labaro dell'Associazione Nazionale Alpini, scortato dal generale di brigata Franco Del Favero e dal nostro presidente nazionale Sebastiano Favero. Applausi, 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 bravi, grazie, viva Belluno! 4.700 penne nere, oltre 20.000 persone, ma stavolta sono le immagini a parlare più dei numeri. Il raduno triveneto in una Belluno che per 3 giorni si è immersa nella festa e nei valori alpini. Nella giornata conclusiva, con la sfilata, grandi e piccoli lungo il percorso hanno salutato e applaudito le sezioni. Ad aprire lo sfilamento quelle estere, seguite poi dalle penne nere di Trentino, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia. Arrivano poi le sezioni venete, prima Verona e poi Vicenza, che ospiterà la Giornata Nazionale nel 2024. Fedeli custodi dei nostri eroi! Sfilano le penne nere, sfilano i valori del corpo degli alpini come la generosità e l'altruismo, loro sempre in prima linea, che si tratti di alluvioni, terremoti o tragedie come quella del Vajont. Più volte in occasione del 60° anniversario nello sfilamento viene ricordato quanto accaduto a Longarone il 9 ottobre 1963. Scioccante, l'esperienza scioccante di 40 giorni sulle ghiaie del Vajont. Applausi che aumentano quando a sfilare la sezione di Bassano con le sue salmerie. Signore e signori, Bassano Belgrava, città degli alpini! Insieme sfilano Veci e Boccia, la storia degli alpini di ieri e di oggi, accomunati dagli stessi valori, presente anche chi non c'è più, con i cappelli degli alpini andati avanti. È un susseguirsi di emozioni. Avanti a noi, la sezione di Treviso! Da Conegliano a Padova, da Vittorio Veneto con le sue salmerie, Valdobbiadene, da Feltre al Cadore, sfilano le sezioni fino al momento conclusivo con Venezia e Belluno, la sezione che ospiterà la Triveneta 2024 a San Michele al Tagliamento e Bibione e quella che ha accolto quest'anno le penne nere. Savanna benedice la sezione di Belluno! Il sipario cala con il tradizionale passaggio della stecca tra Belluno e Venezia. È con questo spirito che consegniamo a chi organizzerà il raduno del prossimo anno, ovvero agli amici della sezione di Venezia, la stecca sino ai giorni del 2024. Intorno a noi non ci saranno le crode come qui a Belluno, ma il mare che accoglie l'acqua dei tanti fiumi, sacri alla patria, nati dai nostri monti, testimoni delle sofferenze in guerra e del nostro lavoro. Io credo che sia un corpo che è assolutamente indispensabile per questa società. Siamo orgogliosi di questo evento, siamo orgogliosi che è stato segnato la nostra città e onorato soprattutto. Speriamo di essere all'altezza di Belluno per quello che ha fatto. Le conclusioni nelle parole del presidente del Veneto, Zaia: se tutti fossero come gli alpini non avremmo problemi nel mondo. Il prossimo anno è l'anno dell'alpino, lo posso dire. Per i Veneti è sicuramente l'anno dell'alpino. Abbiamo donata a Vicenza. Noi non sbagliamo il colpo di Vicenza perché sarà l'apoteosi. Al solito Antenna 3 e Rete Veneta hanno riscontrato degli ascolti altissimi, avete visto quanta gente affollava Belluno e c'è stata davvero una notte straordinaria, quella di sabato, con cori spontanei per le strade, concerti allo Spessa Arena e nelle piazze della città. Vediamo il servizio di Francesca Bozza. Montagne addio, addio all'arte, io parto addio, non so se tornerò.
La lunga notte alpina in una Belluno che ha abbracciato le penne nere per una festa senza fine, e così strade, piazze e portici si trasformano in palcoscenici improvvisati per cori spontanei che coinvolgono anche i cittadini. Passeggiando si incontra il passato e il presente delle penne nere, veci e boccia fianco a fianco per scambiarsi le emozioni della Triveneta. Ho avuto il nonno tenente che è stato qua col collega maresciallo che appunto ha trasmesso il fantastico mondo degli alpini al mondo della gioventù. La musica protagonista del sabato sera bellunese non solo tra le vie della città ma anche e soprattutto nel concerto allo Spessareno. Tra i tavolini si intonano canzoni senza tempo. Ma la Triveneta è anche l'occasione per incontrare e riabbracciare dopo anni i commilitoni. Brividi, solo brividi, si provano sentimenti unici, solo chi ha vissuto all'interno delle mura di una caserma e ha condiviso il tempo e lo spazio con altri ragazzi a 20 anni può provare. La sera continua, si suona, si canta tutti insieme. Noi ci proviamo col massimo impegno a cercare di arrivare più in alto possibile a livello di prestazioni e cercare di far emozionare la gente qua presente. Questo è lo spirito alpino, che significa essere uomini che condividono, cosa non semplice al giorno d'oggi, spiega il presidente dell'ANA nazionale Favero. L'individualismo è diventato qualcosa di purtroppo pericoloso, mentre noi vogliamo dimostrare che stare insieme, saper fare festa anche insieme, sono valori importanti, perché vuol dire conoscerci, vuol dire capirci. Il finale è davanti al Teatro Comunale per un unico grande coro alpino. È una grande festa con gli alpini a Belluno. I nostri inviati Ferdinando Garavello e Lucio Zanato hanno seguito questa 3 giorni. La prossima, il 24, è sentito a San Michele al Tagliamento, e poi la grande adunata a Vicenza. Vediamo dei titoli dal Gazzettino di cui ci occuperemo, notizie di cui ci occuperemo con i nostri inviati. Panico in Calle, scambiano un 29enne veneziano per un ladro, 2 turisti lo aggrediscono a calci e pugni in faccia. Gara di ginnastica artistica, il comune di Jesolo raggirato dall'associazione sportiva trevigiana, e poi granata conservata in una teca dentro casa. Venite, penso sia pericolosa, e sta accadendo a Spinea, via Goldoni è stata chiusa al traffico. Andiamo avanti con la cronaca. Purtroppo un bambino è stato investito sulle strisce pedonali mentre era in compagnia del padre. È accaduto a Montecchio Maggiore, il servizio di Daniele Garbin. Montecchio Maggiore si trova tuttora ricoverato in terapia intensiva nel reparto di pediatria dell'ospedale San Bortolo di Vicenza il bimbo di 6 anni investito ieri sera da un'auto mentre attraversava la strada. Le condizioni sono gravi per il trauma cranico riportato, ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Le sue condizioni subito dopo l'incidente avevano fatto però temere il peggio. Il bambino si trovava in compagnia del papà sul marciapiede in via Loncavallo alle Alte di Montecchio. In attesa di attraversare la strada sulle strisce, il bimbo si sarebbe sporto improvvisamente sulla carreggiata proprio mentre sopraggiungeva un'auto di piccola cilindrata condotta da un giovane che non ha potuto evitare l'impatto. Il corpo del piccolo è stato proiettato per alcuni metri, ma il volo è stato attutito da una siepe. A ricostruire la dinamica dell'incidente sul posto sono intervenuti i carabinieri. Non ha fine la sequenza degli incidenti stradali, anche molto gravi,
nella Marca trevigiana 9 morti in 9 giorni, per dare un'idea di quanto sia grave la situazione. Anche i ladri si danno un gran da fare. Un uomo ha cercato di introdursi in piena notte in un appartamento di Padova, ma è stato messo in fuga da una studentessa e poi è stato arrestato dalla polizia. Le sue urla hanno svegliato le altre coinquiline, tutte insieme hanno messo in fuga e aiutato la polizia a far arrestare il ladro che in piena notte stava cercando di intrufolarsi nel loro appartamento. Un risveglio da cardiopalma, quello di alcune studentesse residenti in via Beato Pellegrino a Padova. Una di loro, intorno alle 5:30 di domenica, ha sentito dei rumori. Svegliatasi di soprassalto, ha notato una mano che stava cercando di sollevare la tapparella della camera che affaccia su un balcone al primo piano del condominio. La ragazza ha subito iniziato ad urlare, richiamando l'attenzione delle coinquiline, che a loro volta si sono svegliate facendo rumore e mettendo in fuga il ladro, che ha desistito. Le studentesse hanno allertato immediatamente la polizia. Gli agenti giunti sul posto hanno notato uno straniero che scappava dal giardino condominiale. Grazie alla descrizione delle ragazze hanno iniziato a cercare il ladro in fuga, che è stato ritracciato poco dopo in stazione. In tasca aveva un coltello spezzato che aveva utilizzato nel tentativo di forzare la tapparella dell'abitazione. L'uomo è stato arrestato per furto aggravato. È un algerino di 28 anni, irregolare, senza fissa dimora. E come volevasi dimostrare, sono tutte persone che arrivano in Italia e non hanno nessuna prospettiva, non hanno un lavoro, non hanno una casa e vanno poi a rubare nelle nostre abitazioni. Vediamo il titolo del Fatto Quotidiano, che racconta anche un po' qual è la situazione. Mai così tanti sbarchi dal 2017, ma Meloni e Salvini non ne parlano più, i grafici del silenzio social. Ovviamente anche ieri il Papa ha espresso parole di dolore per la tragedia, la più grande tragedia mai accaduta nel Mediterraneo davanti alle coste della Grecia. Ci sarebbero, ormai è quasi certo, più di 600 morti. Un'ecatombe, una cosa spaventosa, è dovuta al fatto che continuano a partire su delle bagnarole in 600 sul peschereccio. Vediamo ancora la cronaca, questa volta siamo a Vicenza, violenta rissa in un bar di Sant'Agostino. La polizia ha identificato e denunciato 5 aggressori. Individuati e denunciati. Sono 5 giovani che vivono in un campo nomadi di Vicenza. Secondo gli investigatori sarebbero loro i responsabili della violenta rissa esplosa giovedì sera vicino a un bar di Viale Sant'Agostino. La polizia, allertata, era arrivata sul posto mentre i partecipanti alla rissa cercavano di darsi alla fuga. Gli agenti però erano riusciti a fermarli e a identificarli prima che potessero allontanarsi. In tutto 9 persone coinvolte, uno è risultato ferito in varie parti del corpo. Si tratta di un 38enne marocchino che, supportato da 3 testimoni, ha raccontato di essere stato aggredito dai 5 giovani. Secondo la ricostruzione pare che al momento della chiusura del locale i 5, accusandolo di aver graffiato un'automobile, lo abbiano colpito con foga, con calci e pugni. Solo l'intervento di alcuni testimoni e l'arrivo della polizia ha evitato che il pestaggio potesse sfociare in tragedia. Il cittadino marocchino, all'ospedale San Bortolo, sottoposto a intervento chirurgico, ha una prognosi di 30 giorni. Al termine delle indagini condotte dalla polizia, anche con la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i giovani considerati responsabili, tutti tra i 20 e i 30 anni, sono stati denunciati per risse e lesioni personali volontarie gravi. In più, il questore Paolo Sartori ha emesso nei loro confronti il divieto di accesso negli esercizi pubblici per 2 anni. In caso di violazione rischiano sino a 2 anni di carcere e una multa fino a 20.000 euro. Tantissimi escursionisti in montagna nei weekend, ma anche sui colli Euganei, e qui un anziano è scivolato. Vediamo il servizio di Francesco Rattai. È scivolato sulla strada sterrata che sale al monte il 77enne di Padova, che domenica stava percorrendo insieme alla moglie un sentiero sul Monte Grande nel comune di Teolo. Dolorante a una spalla e incapace di muoversi, ha chiesto alla moglie di chiamare i soccorsi. Lungo la strada è stato raggiunto da 8 soccorritori, tra i quali 2 infermieri, che lo hanno assistito e poi caricato su una barella, trasportandolo per circa 600 metri fino all'ambulanza. All'operazione hanno partecipato gli uomini del SUEM e del Soccorso Alpino di Padova.
Andiamo all'omicidio di Varago. Dopo i sopralluoghi sul Piave di Carabinieri e Vigili del Fuoco, alla ricerca del coltello e del cellulare della vittima, parla l'avvocato Meneghetti, legale della famiglia di Aymen, così si chiamava il ragazzo ucciso. Questo non rende credibile, dice, la versione dell'omicida, ma è solo un atto dovuto degli investigatori. Non ha dubbi il legale di Aymen Adda Benameur. Le ricerche ed i sopralluoghi dei carabinieri e dei vigili del fuoco in località Salettuol sono un atto dovuto da parte della polizia giudiziaria. Quindi trarre da questa ricerca sul Piave elementi sulla credibilità della versione di Fiorindi è assolutamente non giusto, è errato, in quanto è solo un'attività dovuta e che rientra negli obblighi della polizia giudiziaria. Insomma, non crede affatto che esista un secondo coltello e non crede alla versione di Elia Fiorindi, che ha sempre sostenuto di aver agito per legittima difesa. Perché gli inquirenti sono andati in quel punto del Piave? Evidentemente avevano dei riscontri tali da attivare le ricerche capillari in quella zona. Beh certo, questo soprattutto anche per i tanti giorni passati dal fatto, è chiaro che ci sia stata una segnalazione. Ora non sappiamo, almeno io non lo so, se è una segnalazione nominativa o una segnalazione anonima. Se riguarda solo il cellulare o se riguarda anche il presunto coltello fantasma. L'esito delle ricerche sarebbe stato al momento negativo, non sarebbe stato trovato nulla, anche se il condizionale è d'obbligo. Dico anche che il fatto che non venga trovato è chiaramente un sintomo, e poi vedremo della non veridicità di quanto dice Fiorindi, ma anche qualora venisse trovato un coltello, ci sarebbero molti altri accertamenti da fare. L'omicidio era avvenuto a Varago di Macerata l'11 maggio scorso, quando Elia Fiorindi, 18 anni, uccise con 2 coltellate fatali il 17enne Aymen. Una tragedia che si è consumata dopo una lite per droga. Il luogo dove gli investigatori hanno cercato il cellulare ed il coltello dista qualche chilometro da dove è avvenuto il delitto. La domanda che tutti si pongono è: chi aveva maggiore interesse a non far ritrovare il cellulare della vittima e forse anche il secondo coltello? Un quesito che si spera trovi presto una risposta. Elia Fiorindi intanto rimane in carcere. In sostanza l'accoltellatore sostiene di avere agito, di avere inferto una coltellata perché l'altro ragazzo avrebbe avuto un coltello che però, come avete sentito, non si trova. Adesso andiamo a Dolo con la disavventura sanitaria di un pensionato di 71 anni che fa fatica a reggersi in piedi per più di mezz'ora a causa di una doppia ernia inguinale, per la quale è in lista d'attesa all'ospedale della città da ben 5 anni. E qui siamo sulle lunghe attese per avere interventi chirurgici o visite specialistiche. Lacrime di esasperazione e un pianto senza sosta per il signor Marziano, nome di battesimo vero che in questo caso risulta più appropriato che mai, viste le disavventure della sua incredibile storia sanitaria che ha voluto raccontare alla nostra emittente. 71 anni di dolo, il signor Marziano attende dal 2019 di essere operato all'ospedale della città per una ernia inguinale bilaterale, intervento prima calendarizzato, poi cancellato più e più volte con le più disparate giustificazioni. Il Covid, il vaccino anti-Covid, programmato per maggio 2021, ma purtroppo non fatto un mese prima, quando finalmente era stato chiamato per l'intervento, con i sanitari che anziché suggerirgli di anticipare la vaccinazione avrebbero pure rigettato la sua proposta. Ho detto: si può aspettare un altro mese che faccio il vaccino e vengo più tranquillo a farmi l'operazione? Loro hanno detto di no, hanno cancellato. E da allora non l'hanno più richiamata? No, poi ho ripetuto la visita, l'ho fatta un'altra volta, sono andato in lista d'attesa dal 2022, una nuova lista. Marziano non riesce a stare in piedi per più di mezz'ora, da qui la visita privata, 200 euro, con uno specialista ospedaliero che gli avrebbe proposto questa soluzione. Però se volevo, entro 10-15 giorni, pagando su una clinica dove lui opera, mi sistemava l'ernia. Ce l'avrebbe operata? L'avevo operato. Costo dell'intervento?
si parla di oltre 3.000 euro. E si arriva a marzo corrente 2023, chiamato dall'ospedale per fare tutti gli accertamenti di rito preoperatori con tanto di visita anestesiologica, ad oggi, giugno, non sa ancora se e quando verrà operato. Nel mezzo di questi 5 incredibili anni di tira e molla, come se non bastasse anche la disavventura risolta fortunatamente ieri, sempre all'ospedale di Dolo, dell'attesa per una risonanza magnetica alla testa per capire le conseguenze avute da un violento herpes zoster, noto come fuoco di Sant'Antonio, e un'ecografia alla mano per via di un tunnel carpale, lo sfogo della moglie Marisa. Non è un fatto che noi cerchiamo una via breve, che passiamo davanti a qualcuno che non fa parte del nostro carattere. Questo voglio che venga sottolineato, perché a questo punto io ho detto vai a pagamento, però il popolo, le persone devono sapere la situazione com'è. Devono sapere la situazione com'è. Servizio di Anna Maria Parisi, noi andiamo sempre a casa delle persone che ci segnalano lunghe attese di servizi, problemi, proprio perché vogliamo avere la certezza che le fonti siano attendibili, che le notizie che ci vengono date siano vere, e ovviamente chiediamo tutti i documenti, li registriamo, li filmiamo in modo che non ci possano essere problemi di sorta. Restiamo sulla sanità. C'è stato un flash mob su Riva Sette Martiri a Venezia, che è stata trasformata praticamente in un ospedale da campo. La protesta per la riduzione del numero dei medici di base, anzi la mancanza, come anche la riduzione dei servizi territoriali e l'annunciato ridimensionamento del Giustiniani. Le sirene dell'ambulanza suonano per un malato che preoccupa l'intera collettività, la sanità pubblica. La prognosi al momento non è ancora sciolta. Il giudizio politico dell'Associazione Amici del Giustiniano e del Movimento per la difesa della sanità pubblica veneziana invece sì. Tanto da trasformare per protesta in un ospedale da campo l'ultimo tratto di Riva Sette Martiri, vicino ai giardini napoleonici di Castello. Una protesta sintetizzata nei 4 punti con cui si chiamavano a raccolta i manifestanti del flash mob. Ci tolgono i medici di base, ci svuotano il Giustinian, ci negano la casa della comunità, ci riducono i servizi territoriali. Alle 9.30 il blitz, con tanto di brandine, finti ammalati, tra cui il portavoce del Movimento per la Sanità Pubblica veneziana Salvatore Liard, e finti medici. Il problema invece è vero, secondo le 2 associazioni, che recentemente hanno portato in piazza centinaia di persone, raccolto migliaia di firme, in una petizione per il mantenimento e il rafforzamento dei servizi sanitari al Giustinian. Servizio di Filippo Fois, traffico in tilt a Padova a causa di molti lavori in corso per il tram. Ci colleghiamo in diretta con Chiara Gaiani. A te la linea, Chiara. Buongiorno da Padova, ringrazio il collega Federico Cibotto che è con me. Ci troviamo alla rotonda, vedete l'ospedale alle mie spalle, tra via Sografi, via Gattamelata che la interseca e poi via Giustiniani. Sono partiti di fatto ormai da circa 2 settimane i cantieri per la realizzazione di una delle 2 linee del tram su cui si sta lavorando. Questa linea è il SIR 3, quella che collegherà Volta Barozzo alla Fiera. Con noi ringraziamo Liliana Gori. Come potete vedere, questa non è un'ora di traffico particolarmente difficoltosa. Comunque la colonna, nonostante il mese estivi, la chiusura delle scuole c'è. È una situazione che voi riscontrate, registrate in tutta la città, Liliana Gori. Beh, a noi come associazione non rotaie arrivano le notizie un po' da tutta la città, quindi Ponte di Brenta, Chiesa Nuova, Sarmeola e quant'altro. Il fatto che a quest'ora, a scuole chiuse, ci sia questo traffico che è in parte giustificato da questi cantieri che sono aperti ovunque. Cantieri, ti ricordo, per i sottoservizi e non per posa rotaie, perché il progetto è ancora fermo con le 4 frecce. Quello che ci fa specie, perché io stessa stamattina ho dovuto raggiungere Piazzale Stazione in scooter e ho messo praticamente lo stesso tempo che ci mettevo con la macchina ancora 10 anni fa, tanto per fare un semplice esempio. Il fatto è che questi cantieri, secondo quanto dice l'amministrazione, dovrebbero partire in contemporanea, quindi Volta Barozzo Stazione e Rubano, Ponte,
Busa di Vigonza andrebbe di fatto a bloccare completamente la città. L'esempio, questo è solo un anticipo, in maniera molto semplice lo vediamo adesso in questa zona che è sempre stata molto trafficata e che non è diminuita l'utenza, anzi sembra che siano più concentrati, ma non credo siano più macchine, ma è solamente un traffico veicolato costretto a girare nelle stesse strade. Ecco, giusto per dare qualche indicazione a chi non è di Padova, quella in cui ci troviamo è la circonvallazione interna della città, quella che viene usata sostanzialmente dal traffico proprio che si dirige verso il centro cittadino. E i cantieri a cui faceva riferimento Liliana Gori fanno riferimento alle 2 linee del tram su cui l'amministrazione di Padova lavoro SIR 3, ve l'abbiamo detto prima, da Volta Barozzo alla stazione, SIR 2 invece la linea più lunga finanziata dai fondi del PNRR che dovrebbe collegare, come diceva appunto Liliana Gori, Rubano a Busa di Vigonza. Questa opera soprattutto il SIR 3 passerà proprio nel cuore della città, una linea del tram passerà proprio qui dove siamo noi, teniamo conto appunto che abbiamo l'ospedale alle spalle. Sì, una linea che è quella che collega Volta Barozzo alla stazione, che passa praticamente dentro il quartiere di Volta Barozzo, quindi non strada principale, una parte, che passa attraverso la ciclopedonale, che anche lì stanno rovesciando completamente tutto, quindi ci sarà un taglio di alberi e via dicendo, proseguirà fino ad arrivare a questa rotonda, che è la rotonda di Gattamelata, che è quella dell'ospedale, che è un nodo importantissimo. Ricordo che è stata la prima rotonda costruita a Padova, che è stata anche centro di tante polemiche, ma che ha portato via un sacco di traffico che era causato dai semafori, dove da progetti un momento la vediamo annullata, un altro momento la vediamo attraversata da questo mezzo, quindi sarà anche da capire se hanno fatto modifiche a questa rotonda. Certo che sarà necessario reinstallare un semaforo in questa rotonda, quindi torneremo ai primi anni 2000, se non un po' prima. Ecco, noi saremo ovviamente a vedere. D'altro canto l'amministrazione continua a presentarci questo progetto che viene chiamato appunto progetto Smart, che permetterà un collegamento veloce in tutta la città. Nel frattempo comunque avremo anni di cantieri qui, perché i 2 progetti, e con questo chiudo, 2025 è prevista la chiusura 2026. Per il SIR 3 e 2026 per il SIR 2025 e 2026. Ecco, allora ringraziamo intanto Liliana Gori e da Padova ritorno a ringraziare anche il collega Federico Cibotto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte. Intanto procedono in Francia i lavori per la costruzione delle carrozze del tram di Padova. Una delegazione di tecnici è andata a vedere a che punto sono i lavori in Alsazia. Vediamo. Una delegazione padovana ha visitato in Alsazia, nel nord-est della Francia, le fabbriche che producono i mezzi per le linee del tram e che devono garantire la consegna entro il 2026. 2 i luoghi visitati, quello dove si trova lo stabilimento Alstom, dove vengono assemblate le parti tecnologicamente più elaborate come le batterie, e qui vengono anche verificati gli elementi e si sta realizzando il primo prototipo per la linea SIR 2. Nell'altro luogo invece attualmente in fase di conclusione la totale revisione dei mezzi destinati alla linea SIR 3. Siamo nello stabilimento di Duppenheim, lo stabilimento di prova della Alstom, dove prova il Translore e dove proverà tutti i mezzi che sono in costruzione per Padova, quindi sia SIR 3 che SIR 2. Fa veramente molto piacere perché abbiamo visto un grosso investimento da parte di Alstom. Dopo la fase di produzione delle singole parti ci sarà l'assemblaggio dei pezzi e ognuno verrà portato nella pista di collaudo, dove verrà sottoposto a 500 km di test prima di essere consegnato. Siamo molto felici di aver accolto i clienti padovani nei nostri stabilimenti. Attualmente abbiamo 5 veicoli sui quali stiamo facendo le prove e le nostre squadre stanno lavorando sui mezzi da consegnare a Padova nei tempi previsti. Qui in Alsazia ci sono 30 dipendenti completamente mobilitati sul progetto di Padova. Alstom France conta 12.000 dipendenti. Negli stabilimenti alsaziani ci sono attualmente oltre 130 persone. Per garantire la tempistica di consegna, già dal prossimo mese verranno assunte 20 nuove figure ad alta specializzazione.
Servizio di Federico Fusetti, vediamo i titoli del Corriere del Veneto. Il Veneto continua a mangiare suolo, la legge del 2017 ha effetti al rallentatore. E poi dal Marocco a Verona, ho 3 officine, lavoro 12 ore al giorno e non trovo operai. Intervista a questo imprenditore venuto dal Marocco. Dai conti dei Veneti è volato via 1,5 miliardi, dove si sono spostati? E poi Giuseppe Nezzo, l'ultimo bilanciaio, la mia famiglia iniziò nell'800 a riparare bilancini. Vediamo a Bassano del Grappa, al via i lavori per la realizzazione della rotatoria Treponti. Una nuova rotatoria in uno dei punti più critici della viabilità cittadina. Al via nei prossimi giorni i lavori per la realizzazione della rotatoria Treponti, con l'obiettivo di rendere più sicuro e scorrevole il traffico all'incrocio tra Viale Vicenza e Strada Marchesane. Questa rotatoria è attesa da tantissimi anni, il Comitato di Quartiere Marchesane lo sta chiedendo da più di un decennio, perché è un incrocio effettivamente molto delicato, difficile da affrontare, soprattutto per chi da Marchesane poi deve andare verso Marostica. È stato anche sede di qualche importante incidente, per cui è giusto intervenire. 600.000 euro, questo è l'investimento dell'amministrazione comunale, un progetto che sarà concluso entro dicembre e che porterà in questi mesi variazioni al traffico. In questo caso noi abbiamo che il tratto di via Marchesane dall'esecuzione della rotatoria all'incrocio con via della Ceramica, incrocio semaforico, verrà completamente chiuso al traffico e sarà accessibile solo a residenti e frontisti. Pertanto non cambia la vita sociale ed economica di quel tratto di strada, ma ci si dovrà accedere da via della Ceramica anziché da viale Vicenza. Una nuova geografia del tessuto viario che porterà anche qualche deviazione. Per chi viene da Nove Marchesane va verso Bassano o viceversa, all'incrocio semaforico si gira per via della Ceramica, poi o tramite via Treponti o via Aldo Moro si accede alla viabilità principale, che è quella di viale Vicenza, e si va verso Bassano o verso Marostica. Un altro durissimo colpo ai trafficanti di droga, questa volta è stata la squadra mobile di Padova ad arrestare 6 stranieri e a sequestrare 40 kg tra cocaina ed eroina. Sentiamo i particolari da Valentina Visentin. Le fasi dell'arresto in pieno giorno vicino alla fermata del tram. Le auto dei poliziotti bloccano il carico di droghe in consegna, uno dei tanti fatti arrivare a Padova per poi essere smerciati in tutto il nord Italia. La squadra mobile, grazie ad un'indagine durata 2 anni, ha sgominato una banda di trafficanti e tolto dal mercato oltre 40 kg di cocaina ed eroina purissime. Il valore della droga sequestrata ammonta ad oltre 1 milione di euro, ma venduta avrebbe fruttato il triplo. In carcere sono finiti 3 nigeriani e uno spagnolo. Per un'altra donna nigeriana e una donna spagnola invece è stato disposto il divieto di dimora in Veneto. Nelle immagini si vede anche uno degli ultimi sequestri avvenuti a febbraio in stazione a Padova, quando è stata bloccata una 40enne nigeriana mentre ritirava 182 ovuli di cocaina nascosti nelle bottiglie del latte. Tutto è iniziato con l'arresto di un pusher nigeriano nel settembre del 2021. I poliziotti nel suo cellulare hanno rintracciato i dati di un versamento di denaro nei confronti di un 35enne connazionale residente a Padova, che si è scoperto poi aveva un ruolo di spicco nella gestione del traffico di droga. Tra ottobre 2022 e febbraio 2023 i poliziotti hanno sequestrato 42 kg di sostanza stupefacente, individuando un covo dove veniva stoccata la droga, un appartamento di via Curiel in zona Stanga e un altro appartamento utilizzato dai pusher a Cadoneghe. I poliziotti hanno sequestrato un libro mastro e scoperto il coinvolgimento di un altro nigeriano che faceva la spola tra la provincia di Rovigo e Legnaro, dove si recava per approvvigionarsi una corriere nigeriana residente a Casale sul Sile. I poliziotti hanno ricostruito la rete arrestando anche un 31enne nigeriano di Treviso e individuando una coppia di corrieri spagnoli di Saragozza che facevano arrivare la droga in Veneto. È raro che i ladri vengano arrestati in flagranza di reato, ma in questo caso si è riusciti a fermare il ladro, però non era un ladro, ma era un 29enne veneziano che non c'entrava nulla, era stato scambiato per qualcuno che aveva appena commesso un furto. Vediamo. Sentiamo Filippo Fois in diretta.
Buongiorno da Venezia, prendiamo la linea da Caffarsetti, sede del Consiglio Comunale di Venezia. Al mio fianco c'è il consigliere comunale Ticozzi, il quale è uno dei testimoni della violenta aggressione che si è verificata ieri a San Trovaso ai danni di un residente veneziano che è stato accusato da alcuni turisti sudamericani di essere un borseggiatore. Ticozzi, che ora era e che cosa ha visto? Erano circa le 17:15, io stavo passeggiando con degli amici a cui stavo mostrando lo square di Venezia e ho sentito delle urla. A quel punto mi sono diretto velocemente sul luogo e proprio sotto, a fianco alla taverna di San Trovaso, c'era una comitiva di turisti sudamericani che in particolare uno stava tenendo a terra un ragazzo e mentre ero lì c'erano forti urla anche di passanti che si erano fermati e un altro dei turisti ha sferrato un calcio in faccia a questo ragazzo. È stata una scena davvero molto brutta, il ragazzo sanguinava dal volto già prima, dopo ha continuato a sanguinare e quindi abbiamo subito chiamato, con anche altri passanti che si sono fermati, le forze dell'ordine e anche un'ambulanza per soccorrere il ragazzo. L'arrivo è stato anche piuttosto rapido da quello che ho saputo. Allora c'è stato l'arrivo è stato decisamente rapido, per fortuna. Prima sono intervenuti i carabinieri, poi è arrivata subito la polizia locale e subito dopo l'ambulanza che ha portato, dopo alcuni rilievi da parte delle forze dell'ordine, il ragazzo in ospedale per accertamenti e so che ha passato lì la notte. A quel punto i turisti se ne erano già andati? No, i turisti sono rimasti lì perché i turisti accusavano il ragazzo di aver borseggiato una delle ragazze della comitiva avendogli rubato il portafoglio. Da quello che ho potuto appurare e sentire, perché io sono arrivato quando questa vicenda era già a metà, nel mentre erano lì anche due famose nella zona borseggiatrici e a quanto pare probabilmente, io non ho la sicurezza, però sembra che probabilmente siano state le borseggiatrici, ci sia stato uno scambio di persone nel individuare la responsabilità del borseggio e quindi questi turisti abbiano assalito questo ragazzo veneziano che aveva finito il turno nel negozio del padre e stava tornando verso casa. La presenza delle forze dell'ordine quindi certifica che anche gli assalitori poi sono stati identificati. Sì, anche gli assalitori sono stati identificati, sono stati ascoltati, sono stato ascoltato io, sono state ascoltate altre testimoni, è stato ascoltato anche il ragazzo, per cui piena fiducia nel lavoro delle forze dell'ordine. Bisogna però dire che è stata una violenza che non era legittima difesa e anche lo fosse stato sarebbe stata comunque sproporzionata. Tenere fermo un ragazzo, se fosse stato effettivamente l'autore di un furto, ci può stare. Sferrargli mentre era fermo, bloccato, non poteva difendersi, aveva già subito dei pugni, un calcio in faccia, è stata una cosa davvero aberrante. L'ultima considerazione che facciamo prima di restituire la linea allo studio è su che clima si respiri a Venezia. Effettivamente sappiamo che la città è stata segnalata più volte per la presenza di decine di borseggiatori e c'è anche un clima di violenza che mai si era visto da parte dei turisti. Insomma, quali considerazioni ci portano a fare quell'episodio che so che l'ha lasciata comprensibilmente scioccata? Allora sì, è stato davvero pesante vedere un episodio di violenza del genere. In città è vero ci sono varie problematiche che si sovrappongono, sovraffollamento dei turisti, la presenza di borseggiatrici che giustamente devono essere perseguite, però è la giustizia che deve procedere e sono le forze dell'ordine. Farsi giustizia da soli non è mai un buon modo, come abbiamo visto in questo caso si rischia di prendere la persona sbagliata. I turisti soffrono anch'essi un po' di questo clima, anche se io immagino una famiglia di turisti che arriva qui da 2 o 3 giorni non lo colga così tanto il clima, per cui sono più i cittadini veneziani che sono esasperati dalla presenza di queste borseggiatrici su cui bisogna assolutamente intervenire. Grazie al consigliere Ticozzi del Partito Democratico e noi restituiamo la linea allo studio. Grazie molto a Filippo Fois che ieri ha magistralmente commentato lo sfilamento a Belluno degli alpini con ascolti record per Rete Veneta. Vediamo un titolo della tribuna di Treviso, proprio la prima pagina. Corriera presa in ostaggio da banda di bulli. L'autista donna li affronta e li fa scendere. 25 minorenni scatenano l'inferno lungo la tratta Castelfranco-Jesolo, musica a palla, spintoni e offese sessiste. Davvero sono atteggiamenti, comportamenti da
da rimproverare e da punire, perché questi sono degli incivili che devono essere fermati. Passiamo alla politica. Sabato a Padova il congresso regionale della Lega, se ne parla da molto tempo, bisognava fissare una data, il 24 giugno appunto, e contro il segretario uscente Alberto Stefani c'è l'asse, potrebbe esserci un asse Roberto Marcato, Franco Manzato, ma ancora i giochi non sono del tutto chiari. Sentiamo il servizio di Nicola Zanetti. L'obiettivo per gli anti-salviniani è uno solo: battere Alberto Stefani a tutti i costi, anche se significa sacrificare sull'altare del congresso un nome come quello di Roberto Marcato. È il senso del tentativo di un accordo che, nelle intenzioni di chi sta tessendo la trama, vedrebbe unire l'ala trevigiana a quella padovana del Carroccio per far prevalere come candidato anti-Stefani l'ex sottosegretario Franco Manzato sull'attuale assessore regionale alle attività produttive. Patto necessario a raccogliere i voti chiave per sconfiggere il commissario in carica e con lui i salviniani. C'è stato anche un primo incontro tra i due un paio di giorni fa, ma nessuno ha deciso per ora di fare un passo indietro, tantomeno Marcato, da tempo in guerra con i vertici regionali e nazionali della Lega e spesosi molto per una candidatura che fino a poco tempo fa dava per certa e che ora traballa. La sensazione però è che ben prima del voto di Padova del 24 giugno, questa ormai sì una certezza, la sfida per guidare il Carroccio regionale sarà ridotta a 2 e uno tra Manzato e Marcato dovrà rinunciare. La scelta del primo, trevigiano di Oderzo, accontenterebbe chi vuole arginare lo strapotere territoriale della Lega Padovana, alla quale appartengono sia Stefani che Marcato, ed è una figura considerata meno divisiva dell'assessore regionale, che però può contare su un seguito importante. A giocare un ruolo decisivo dunque potrebbero essere le indicazioni dei big. Su Manzato premono nomi come quelli di Giampaolo Gobbo, Gianantonio Darè e, si dice, anche il segretario provinciale della Marca, Dimitri Coin. Difficile capire invece la volontà di Luca Zaia che, dicono i rumors in casa Lega, non appoggerebbe Marcato né tantomeno Manzato, mai legato a lui nonostante la provenienza territoriale, e quindi potrebbe anche spostarsi sul salviniano Stefani. Ma non potrà tenersi in equilibrio democristiano a lungo, dice un anonimo del Carroccio critico con il governatore, e almeno stavolta dovrà sporcarsi le mani. E per domani è stata annunciata una conferenza stampa di Roberto Marcato, per cui si avrà un quadro preciso della situazione. Vediamo oggi cosa ha detto a Chiara Gaiani. Sabato Lega al congresso, Roberto Marcato correrà? Io farò domani una conferenza stampa dove comunicherò la mia scelta. Sto pensando a molte cose e quindi quando avrò finito di pensare, elaborare e ascoltare anche i miei più fidati consiglieri, prenderò la decisione che verrà comunicata domani. Ma è una Lega che arriva come, secondo lei, in ogni caso al congresso? Ma è una Lega che arriva spaccata, questo è evidente a tutti. Sarebbe stato bello arrivare con una candidatura unitaria, così non è, così non sarà, ed è un peccato perché in questo momento storico in cui la Lega ha pagato uno scotto enorme alle ultime politiche e anche alle amministrative con Padova, Vicenza e Verona, dove si può perdere ma non essere umiliati. Noi siamo stati umiliati nei risultati, è evidente che arriviamo con grosse difficoltà e qui in un ambito come questo l'unicità di una candidatura sarebbe stato ovviamente non la soluzione di tutti i mali, ma avrebbe dato una forza importante. Non è stato così e quindi andiamo a congresso. Anche perché europee l'anno prossimo e poi soprattutto regionali nel 2025. No, attenzione, l'anno prossimo sono le europee e noi arriviamo da un risultato che ha visto la Lega Veneta a fare il 49,9%. Poi ci saranno molto probabilmente le nuove province con presidenti politici, assessori politici, candidature di partito vere e la tornata, quella grossa, vera, dei comuni. L'anno prossimo è l'anno della politica. Dobbiamo attrezzarci se vogliamo dare una risposta importante. Andiamo avanti ancora con la politica. Ci sono scontri all'interno del centro-sinistra, in particolare all'interno del Partito Democratico, sull'abuso d'ufficio che è stato abrogato dalla riforma del Ministro della Giustizia Carlo Nordio. I sindaci sono favorevoli, anche quelli del PD, i vertici contrari, in particolare molto contraria la segretaria del PD Elly Schlein, che dice così aumenta il rischio di corruzione.
Io mi schiero, perché il Partito Democratico sarebbe contrario, io però mi schiero con i sindaci del Partito Democratico. Le parole di Antonella Tocchetto esprimono chiaramente la spaccatura nel PD sull'abolizione del reato d'abuso d'ufficio promosso dalla riforma del ministro Carlo Nordio e approvato dal Consiglio dei Ministri. Se dai vertici del Partito Democratico e agli Schlein in testa si esprime contrarietà all'approvazione della riforma, che aumenterebbe il rischio di corruzione, i sindaci del centro-sinistra si dicono soddisfatti non solo in Veneto, e nel partito c'è una netta divisione. Sono riforme che secondo me non devono avere grandi colori politici, le dovrò leggere perché non è che le sposo in toto, però spero che insomma nella riforma del dibattito parlamentare trovino una giusta soluzione, perché sono anche riforme di buonsenso e di civiltà giuridica. Chi per primo aveva invocato la riforma, il presidente di ANCI Veneto e sindaco di Treviso Mario Conte, è soddisfatto per il superamento della norma. Schierati in prima fila, i primi cittadini si trovano a rispondere in prima persona in qualsiasi situazione. L'Associazione dei Comuni per questo chiedeva da tempo regole certe. Il provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri, fa sapere Conte, rappresenta una tutela nei confronti di chi deve affrontare emergenze. Una riforma caldeggiata anche da parte del centrosinistra, per Antonella Tocchetto, esponente del PD di Treviso. Alcune cose, ripeto, come l'abuso d'ufficio, erano state caldeggiate anche dal centrosinistra. Erano contrari i 5 Stelle, ma il Partito Democratico, ripeto, con i suoi sindaci era d'accordo, quindi vedremo cosa ne uscirà dal Parlamento, però alcune cose sono condivisibili anche dal centrosinistra. Oggi in regia Francesco Ceron e Alberto Pivetta. Andiamo in diretta adesso a Treviso, perché una società sportiva trevigiana avrebbe raggirato il comune di Jesolo intascando illecitamente 75.000 euro. Ci racconta tutto in diretta Edi Caliman. A te la linea, Edi. Buongiorno ai telespettatori, siamo qui in compagnia del capitano Daniele Leonetti, comandante del nucleo operativo del gruppo di Treviso. Siamo alla sede della Guardia di Finanza di Treviso. Dunque, capitano, un'appropriazione indebita di ben 75.000 euro di contributi, quindi fondi pubblici derogati indebitamente da parte del comune di Jesolo a un'associazione sportiva di ginnastica artistica femminile del Trevigiano. Cos'è successo e come siete intervenuti? A seguito di una indagine delegata dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso, abbiamo individuato un'associazione sportiva trevigiana che ha partecipato a un festival di ginnastica artistica organizzato annualmente dal comune di Jesolo. Per 3 distinte edizioni l'associazione ha omesso di indicare una parte dei ricavi, ottenendo così contributi per singolo anno pari a 25.000 euro. L'ammontare complessivo delle entrate non dichiarate al comune di Jesolo è pari a oltre 100.000 euro. Le modalità con cui sono state ottenute queste erogazioni pubbliche sono consistite proprio nell'omettere le vendite di biglietti, di diritti di prevendita, di abbonamenti nei confronti dei spettatori che si sono recati numerosi per la partecipazione a questo festival. Quindi abbiamo segnalato la Presidente dell'associazione per 2 distinti reati: il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, punito fino a 3 anni di reclusione, e il reato di sostituzione di persona, punito fino a 1 anno di reclusione, perché è emerso proprio in relazione a questo secondo reato che la persona sottoposta a indagini ha presentato una delle domande quando non era più titolata per farlo. E dunque, capitano, quindi questa Presidente cosa rischia? Rischia delle pene importanti, fino a 3 anni di reclusione per l'indebita percezione di erogazioni pubbliche e fino a 1 anno di reclusione per la sostituzione di persona. Ma non solo, dovrà anche rispondere del danno erariale arrecato in questo caso al comune di Jesolo, quale ente erogatore dei fondi pubblici, danno erariale che si compone
in questo caso non solo dei fondi sottratti alla collettività per un uso distorto, ma anche per il danno d'immagine arrecato al comune di Jesolo. Capitano, esiste un business legato a questo tipo di frodi, di truffe o comunque di questo tipo di fenomeni rispetto alle associazioni sportive? La Guardia di Finanza ha un'attenzione molto alta su come vengono spese le risorse pubbliche. Siamo costantemente delegati dalla magistratura ordinaria e dalla magistratura contabile ed eseguiamo accertamenti contabili approfonditi finalizzati a verificare che gli enti privati che gestiscono risorse pubbliche lo facciano nel migliore dei modi e secondo le modalità di legge. State anche attenzionando questo tipo di truffe anche rispetto a tutte quelle che ci sono state in merito anche al 110%, adesso c'è la questione del PNRR, come vi state muovendo? L'attenzione sul tema è molto alta, anche perché sono in corso le erogazioni che derivano dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quindi il nostro obiettivo è far sì che ogni singola erogazione pubblica avvenga secondo le modalità di legge nell'interesse collettivo. Dunque il lavoro quindi della Guardia di Finanza continua, noi dalla sede appunto della Guardia di Finanza di Treviso restituiamo la linea. Grazie Edi Kaliman e alle Fiamme Gialle. Vediamo una notizia dalla Nuova di Venezia. È morto Leopoldo Caminotto, ex campione del mondo di bodybuilding e istruttore di culturismo. Aveva 61 anni, aspirato ieri sera in ospedale a San Donà di Piave, era ricoverato per patologie cardiache, il dolore dei familiari. Andiamo in pubblicità 2 minuti e poi torniamo con altre notizie e altre dirette dai nostri inviati nelle province del Veneto. A tra poco. E andiamo in diretta a Vicenza, dove è stata finalmente inaugurata la famosa bretella dell'Albera. Sentiamo in diretta Luisa Bertini. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui proprio sulla bretella dell'Albera perché oggi c'è questa grande inaugurazione, bretella che fa parte del primo stralcio della tangenziale e che va a liberare dal traffico fondamentalmente 2 quartieri, Villaggio del Sole e Maddalene. Siamo in compagnia del sindaco Giacomo Possamai che oggi inaugura questa opera importante per Vicenza. È un giorno storico per la città, non solo per la città, anche per la provincia, è un'opera attesa da oltre 35 anni e quindi siamo contenti di poter dire che da domani Maddalene e Villaggio del Sole verranno liberati dal traffico di attraversamento, in particolare da quello pesante. Su questo stiamo già studiando un'ordinanza per evitare il passaggio dei mezzi pesanti nelle strade che a questo punto saranno liberate dal traffico. E l'altra questione però da sottolineare è che io naturalmente sono sindaco da poche settimane, qui c'è stato un grande lavoro istituzionale negli anni, dal governo fino alla regione e poi i sindaci che mi hanno preceduto, in particolare Achille Variati e Francesco Rucco. Achille Variati ricordo che trovò i finanziamenti e che fece la progettazione dell'opera e Francesco Rucco in questi anni ne ha seguito l'esecuzione. Ecco, questo è soltanto un primo step per la viabilità vicentina che riguarda questa zona, diciamo. Il secondo passo cruciale è la prosecuzione di Via Aldo Moro, che ci porterà a liberare dal traffico i quartieri ad est, a nord-est della città. La stessa cosa che speriamo che capiti, anzi che capiterà a Maddalene e a Villaggio del Sole. Ecco, la giornata di oggi è una giornata da segnare sul calendario, non soltanto per questa inaugurazione, ma anche perché oggi ci sarà il primo consiglio. Oggi ci sarà anche il primo consiglio comunale di questo mandato, partiamo con grande fiducia, con una squadra nuova ma con tanta competenza e quindi insomma siamo fiduciosi di poter consegnare alla città il cambiamento e l'impegno che ci è stato chiesto con le ultime elezioni. Ecco, io ringrazio il sindaco Possamai e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie molte, grazie Luisa, grazie al sindaco Giacomo Possamai. Adesso sentiamo cosa ha detto all'inaugurazione il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia.
Noi siamo orgogliosi di quest'opera, procediamo ovviamente in questo progetto di realizzazione di opere, qui siamo al primo stralcio del tangenziale di Vicenza, sono 5,3 km, una 77-80 milioni di euro, e noi abbiamo compartecipato in maniera importante. Abbiamo già finanziato il secondo stralcio con 5 milioni di fondi di sviluppo e coesione su ANAS, un bel rapporto con ANAS, si va avanti con opere che abbiamo realizzato. Si pensi solo che dal 2016 ad oggi noi abbiamo realizzato 626 cantieri, opere realizzate per un controvalore di 222 milioni di euro. Ascolti, ci sono voluti un bel po' d'anni per avere questa strada, ha avuto anche un iter molto complicato, tant'è che era stata ribattezzata un po' una di quelle infrastrutture che non andava avanti, che si era un po' inceppata. Alla fine si taglia il nastro, però forse c'è da riflettere anche su questi iter troppo farraginosi. Ma sai, il problema è uno solo: se vogliamo le opere fatte velocemente bisogna essere d'accordo con il ministro Salvini, il quale sta facendo un bel lavoro di modificare e portare avanti la modifica che lui ha fatto del piano della legge dei lavori pubblici, no? Il codice dei lavori pubblici, il codice degli appalti in generale. Detto questo, quest'opera è stata consegnata al cantiere nel 2018, quindi dopo 5 anni ce l'abbiamo. Nel frattempo abbiamo avuto problemi con i sottoservizi, problemi giustamente con gli scavi archeologici, eccetera. E non è che a casa tua nel giardino decidi di metterti la fontana nuova, scavi e la sera c'è già l'acqua che getta, c'è già la fontana che getta acqua. Qui è qualcosa di più complicato, il che per dire cosa? Che non è che sono gli enti pubblici che sono dei lazzaroni. Le norme che l'ente pubblico deve rispettare sono di gran lunga diverse da quelle che un cittadino a casa sua può fare. Il cittadino chiama al telefono e dice via a farmi l'opera. Noi non possiamo fare così, ad esempio. E Pedemontana che tempi ci sono aggiornati, Presidente? Guardate, noi consideriamo di finire i lavori, ormai siamo veramente lavori di rifinitura entro giugno. Sono lavori di rifinitura, il grosso è stato fatto, ad esempio la galleria di Malo 6 km, mancano 12 km all'apertura, quindi entro fine giugno dovremmo aver chiuso, dopodiché auspichiamo di riuscire a aprire entro l'estate, insomma nei mesi successivi, i 12 km. Si consideri che noi dobbiamo passare il vaglio della Commissione Galleria Nazionale con tutti i collaudi, e sono tempi che non dipendono da noi. Dall'altro c'è un problema che mi fa anche un po' arrabbiare, perché Brescia-Padova deve consegnarci il casello a Montecchio, adesso girano informazioni che non è più ottobre, non è più novembre, non è più dicembre, ma si parla di febbraio, forse marzo. Per noi significa un disservizio ai cittadini, quindi faccio appello a Brescia-Padova affinché questo casello ce lo consegno quanto prima. Ricordo che volevamo realizzarlo noi, ma l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha dato parere negativo perché lo sta realizzando Brescia-Padova, quando noi potevamo averlo messo dentro nell'ottica del nostro appalto, e oggi potremmo dire apriamo gli ultimi 12 km con il casello. Il governo annuncia questa stretta per chi usa i canali social per postare anche esperienze come quelle accadute per il tragico Schianto dove ha perso la vita quella bambina. È favorevole? Ma sì, perché io non lo vedo come un atto di privazione della libertà. C'è un tema di emulazione ormai studiato dagli esperti, dagli psicologi, da chi comunque, ad esempio come il tema dei suicidi o il tema dell'emulazione nell'attraversare i binari col telefonino per filmare il treno che sta arrivando, o altre schifezze del genere che comunque rischiano di essere delle emulazioni, e anche di banalizzare cose pericolose, perché poi il contesto che ha il giovane rispetto all'ambiente deve essere un contesto dove il giovane deve percepire anche la pericolosità, perché non possiamo far vivere i ragazzi sotto una campagna di vetro. Il Presidente si riferiva alla tragedia di Roma con questi 5 youtuber a bordo di una Lamborghini lanciata, un SUV Lamborghini lanciato a 200 all'ora che hanno centrato la Smart di una famigliola, è morta una bambina. Altro che ce ne vogliono di leggi dure proprio nei confronti di questi svalvolati. Il crack delle popolari ha approvato un emendamento che alza del 40% l'indennizzo per i soci delle ex banche messe in liquidazione coatta amministrativa. Vediamo il servizio sempre di Luisa Bertini. Crack BPV, l'indennizzo per azionisti truffati da banche sale al 40%. Ieri l'approvazione di un emendamento nelle commissioni riunite prima e quinta della Camera dei Deputati all'interno del decreto legge enti pubblici che innalza il rimborso per gli azionisti rimasti coinvolti dal crack. A dare l'annuncio il senatore vicentino di Forza Italia Pier Antonio Zanettin. Ieri è stato approvato un emendamento che prevede di innalzare la percentuale di indennizzo del FIR dal 30 al 40% del prezzo di acquisto delle azioni.
Sono complessivamente circa 350 milioni, che saranno destinati a risarcire i truffati della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Ciascuno di coloro che hanno già ottenuto un primo ristoro potrà vederlo aumentare del 33%. Ad esempio, chi finora ha ottenuto 100 euro di risarcimento ne otterrà altri 33, e questo nell'arco di pochi mesi. Soddisfazione espressa anche dall'associazione Zellino Terzo Daunara. Questo è un buon risultato, in quanto chi ha già preso l'iniziale indennizzo del 30% potrà prendere un ulteriore 10% entro il 31/10/2023. E la lista civica Padova Bene Comune lancia l'allarme sull'urbanistica. Troppe case singole vengono sostituite da condomini e quindi da troppo cemento. Servizio di Federico Fusetti. Il nostro è un grido di aiuto che come Padova Bene Comune rivolgiamo al Comune di Padova, soprattutto all'assessore e anche alla Commissione urbanistica. Stanno stravolgendo una buona parte dei nostri piccoli rioni, dei quartieri, delle piccole vie, cambiando e modificando delle villette al cui posto vengono costruiti spesso dei cubi, dei condomini che non hanno niente a che vedere con l'architettura delle nostre vie, dei nostri rioni. Qua si tratta di una vera e propria speculazione edilizia. Quando da una villetta normale tu fai un condominio di 7, 8, 10 appartamenti, non si tratta più di rigenerazione, si tratta di speculazione. Chiediamo anche noi che l'assessore intervenga in maniera forte per cercare di bloccare questa situazione. Chiediamo alla Commissione urbanistica di portare in Commissione del Comune di Padova questo tema. È un tema assolutamente decisivo che sta, ribadisco, cambiando la faccia, il vivere anche di tanti nostri quartieri. E questo era Antonino Pipitone. Andiamo a Bassano del Grappa in diretta da Alex Giuliano perché sono iniziati i lavori di polizia del Ponte degli Alpini. A te Alex. Un buongiorno allo studio, un buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Non c'è bisogno che vi dica dove ci troviamo perché lo sfondo alle mie spalle parla da solo. Siamo sul Ponte Vecchio a Bassano, dove oggi sono iniziati degli importanti lavori di manutenzione e di restauro. Manutenzione e restauro ad esempio nei confronti delle balaustre, dei poggioli, insomma di tutte quelle parti in legno del ponte che sono maggiormente esposte alle intemperie e che noi stessi quotidianamente quasi abbiamo monitorato e spesso e volentieri vi abbiamo raccontato proprio per darvi una cronaca di eventuali atti vandalici, di degrado, di usura, un compito che spesso e volentieri ci ha visto avvalerci della collaborazione di Tiziano Tasca. Tiziano Tasca, appassionato di fotografia, è un cittadino che è bravo a ritrarre, a immortalare non solo le bellezze ma anche, diciamo, le problematiche un po' di Bassano. Oggi sono partiti questi lavori che insomma erano stati caldeggiati sia da noi che proprio dai cittadini. Sì, mi fa piacere che le mie poche parole che ho speso qualche giorno fa riguardanti il ponte di Bassano, che aveva bisogno di molte manutenzioni, magari anche piccole manutenzioni, ma attenzioni per quanto riguarda le bellezze da vedere di Bassano, perché in questo posto i turisti sono a migliaia. Ho visto che stanno già cominciando a pulire i parapetti, tinteggiare quelle brutte cose che ci sono sul legno, ma una roba brutta è quando speriamo che nessuno alzi gli occhi al cielo, perché se guardate lassù c'è una porcheria che non fa veramente tanta bella figura. Speriamo che prendano una scaletta e una donna brava tiri giù sta roba, perché non solo
per terra si guarda, ma anche al cielo qualche volta. E spesso e volentieri anche noi vi abbiamo proprio raccontato di come il problema delle ragnatele sia un problema non solo di immagine ma anche un po' di impatto, perché insomma sono tantissimi turisti che soprattutto in questo periodo vengono a visitare Bassano. Dunque lavori che non vanno a limitare il passaggio sul Ponte Vecchio, lavori che dureranno qualche settimana, meteo permettendo. Noi chiaramente monitoreremo il tutto, perché se è vero che un po' alle screpolature, alle crepe si riesce a mettere, come si suol dire, una pezza, è anche vero che questo tipo di manutenzione, lo chiedono i cittadini, debba essere costante, frequente, proprio per evitare di arrivare a situazioni come quelle che ci ha aiutato proprio a raccontare Tiziano Tasca, di degrado, di usura sul Ponte Vecchio qui a Bassano. E da Bassano del Grappa è tutto, noi restituiamo la linea. Grazie Alex Giuliano. E allarme zecche nelle Alpi, nelle prealpi trevigiane, ma anche sulla Pedemontana, e l'ULSS ha avviato una campagna per far sapere a tutti quali sono i rischi in cui incorre chi dovesse essere punto da una zecca infetta. Vediamo. Indumenti di colore chiaro, idrorepellenti contro le zanzare, pantaloni lunghi sono le prime mosse per prevenire la puntura di una zecca. Della famiglia degli acari, questi esserini minuscoli praticamente invisibili stanno infestando i prati incolti e i boschi delle nostre montagne, ma sono presenti soprattutto in estate anche nei prati della Pedemontana. Dal Servizio Igiene Pubblica e Sanità dell'USL 2 è partita una campagna per informare gli escursionisti su come estrarre correttamente una zecca e su quali malattie questo animale può portare. Spesso non viene riconosciuta subito l'infezione e nel 60-70% dei casi, in genere dopo una puntura di zecca, se non viene rimossa in tempi precoci, quindi parliamo entro le 36 ore, se la persona è stata esposta in una zona a rischio, quindi dove sappiamo che le zecche sono infette, e se la rimozione non è avvenuta nel modo corretto, quindi ad esempio applichiamo dei prodotti sulla cute prima di rimuovere la zecca, è una cosa sbagliatissima, perché la zecca rischia di vomitare, quindi di aumentare il rischio poi di infezione batterica. Così se rompiamo la zecca mentre la estraiamo, anche lì aumenta il rischio di infezione. La zecca è causa, oltre che della TBE, contro la quale esiste un vaccino, che è possibile fare presso il Servizio Igiene e Sanità Pubblica, anche della borreliosi, malattia che si cura con antibiotici ma che non è così facile da riconoscere. In genere dopo un'infezione dal batterio, quindi dalla Borrelia burgdorferi, si può manifestare. È un segnale di allerta che dobbiamo considerare, perché vuol dire che c'è un'infezione sostanzialmente in corso. Quindi questa è una di quelle lesioni che non deve essere trascurata e deve essere trattata. Il 15% delle zecche presenti in montagna è infetto. Rimuovere la zecca in modo corretto entro le 32 ore permette addirittura di evitare la profilassi. Fondamentale diventa l'autocontrollo di sé e dei propri cari, dei propri animali, dopo un'escursione. È una cosa sicuramente da fare, bisogna farsi anche aiutare, perché la zecca ha delle aree anche preferenziali, no? Quindi ad esempio il cuoio capelluto, la parte posteriore delle gambe, nell'incavo, al polpaccio, e quindi controllando abbiamo la possibilità comunque di fare prevenzione. Spiagge affollate sul litorale del Veneto anche in questo weekend appena trascorso, e si prevede comunque un grosso flusso di turisti anche nei prossimi giorni per via di un caldo tropicale. Sono previste temperature fino a 31-33 gradi e intanto è cominciato l'iter della legge che porterà al riconoscimento dello status di città delle spiagge. A Milano un summit a cui hanno partecipato anche le principali località turistiche della costa veneta, da sempre in prima fila per l'approvazione della legge. I sindaci sono consapevoli che hanno bisogno di risorse, ma soprattutto di un apparato normativo e di soluzioni ai tanti problemi pratici. La nuova legge sullo status di città delle spiagge sta iniziando il percorso parlamentare.
fortemente voluta dai comuni costieri del Veneto e sostenuta da una trasversalità politica che potrebbe portare alla sua approvazione entro l'anno, è, come ribadito a Milano dalla sindaca di Cavallino Treporti e coordinatrice nazionale del G20 Spiagge Roberta Nesto, una norma che offre strumenti idonei a gestire una serie di situazioni di fatto. Sono sicuramente quelli della gap tra estate e inverno, la differenza appunto tra la popolazione residente e quando si aggiungono gli ospiti temporanei, compreso anche il fatto di avere una differenza di necessità in merito ai servizi. Sono dei criteri oggettivi che sono parametrati e che ci sono nelle banche dati dei comuni, quindi individuare lo status attraverso questi criteri è davvero un'operazione quasi solo matematica. I comuni del G20 Spiagge, di cui fanno parte 6 località venete, vantano tutti oltre 1 milione di turisti l'anno. In totale ne contano 70, il 17% del dato complessivo italiano, in un ambito in cui la costa veneziana gioca un ruolo fondamentale con oltre 20 milioni di presenze. Alle porte di un'estate da record, questo sistema deve essere rafforzato. Abbiamo bisogno di dare strumenti ai sindaci perché siano in grado di dare risposte ai residenti, prima di tutto, perché una comunità accogliente che sta bene è il primo biglietto da visita. Dobbiamo assolutamente quindi avere questi strumenti e continuare a dare risposte alle nostre città. Dopodomani al via gli esami di maturità. Sui banchi degli istituti superiori di Padova siederanno 7.000 studenti. Si parte con la prova scritta di italiano. Sono 183 le commissioni al lavoro in tutte le scuole superiori della provincia in vista dell'avvio dell'esame di maturità. Sui banchi mercoledì mattina siederanno 7.254 studenti nel Padovano, 39 in meno rispetto al 2022, che dovranno cimentarsi con la prima prova scritta italiano. Accanto all'ansia che sta salendo nei maturandi, impazza come sempre il Tototemi. Si va da Verga, di cui ricorrono i 100 anni dalla morte, a Manzoni, scomparso un secolo e mezzo fa. E tra i temi di attualità, dalla guerra in Ucraina all'intelligenza artificiale, dalla morte della regina Elisabetta ai 60 anni di I Have a Dream, il celebre discorso di Martin Luther King. In attesa di conoscere le tracce vere, gli studenti sono impegnati anche sulla prova di indirizzo che si svolgerà il giorno successivo: latino al classico, matematica allo scientifico, economia aziendale per la ex ragioneria. Una maturità che per la prima volta dopo l'emergenza Covid torna nella sua forma classica. Dopo i 2 iscritti, 7.000 studenti padovani dovranno sostenere il colloquio davanti alla commissione che, novità 2023, sarà formata da 7 persone, un presidente esterno e 6 commissari, 3 interni, 3 esterni. In provincia di Padova per la maturità lavoreranno quasi 1.300 addetti. Un anno al servizio della comunità, una scelta per promuovere la pace, la solidarietà, la tutela dell'ambiente e della cultura con un servizio civile universale per 110 ragazzi della Marca trevigiana dai 18 ai 29 anni. Sentiamo di cosa si tratta. A loro va una cosa importante, l'incontro tra i loro sindaci, le loro amministrazioni e loro stessi per questo avvio. Un'opportunità significativa per i nostri giovani, non solo per l'esperienza in sé, ma anche per quello che potrà succedere dopo, aggiunge il presidente del Centro Studi Amministrativi Marco Della Pietra. Numerosi saranno gli enti coinvolti nel progetto e gli ambiti in cui i ragazzi presteranno servizio nel corso di ben 12 mesi. Sicuramente ragazzi che andranno sia nel campo dell'ambiente, della cultura, della parte relativa al sociale, in particolare anziani, minori e disabili, e sicuramente delle progettualità con tutti gli altri soggetti del territorio. Creatività e forza di immaginazione, un plus per introdurre nuovi orizzonti, dichiara il presidente della provincia di Treviso Stefano Marcon, che sottolinea ancora l'importanza di questa esperienza formativa. Seguire lo spirito di servizio nei confronti della comunità, questo l'augurio finale della presidente Paola Roma. Giochi di ruolo, giochi da tavolo, giochi all'aperto, ha riscosso un grande successo alla seconda edizione di Treviso Play a Villa Margherita, un'iniziativa nata in collaborazione con l'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi di Mirella Tuzzato. Un combattimento con spade laser, che non è solo un gioco, ma uno sport a tutti gli effetti. È una scherma sportiva fatta solo con il principio di una spada laser, quindi il nostro scopo è cercare di
colpire l'avversario, e con questo noi facciamo dei tornei. Nella bellissima cornice di Villa Margherita, 2 giorni di giochi, l'iniziativa che ha attirato giovani e famiglie con bambini per un pomeriggio diverso dagli altri. Giochi di tutti i tipi, giochi di ruolo, giochi da tavolo, giochi all'aperto in giardino, e grazie a Mirella e a Villa Margherita Inclusiva riusciamo a organizzare questi 2 giorni in cui aggreghiamo anche altre associazioni oltre alla nostra. Fra le sale della villa, gruppi di giovani intenti a giocare. Qui stanno giocando a un gioco di ruolo dove i vari giocatori interpretano un personaggio come fossero all'interno di un film. Come ti sembra questo gioco? Bello. Complicato? No, abbastanza facile, intuitivo. Che a me piace, insomma, lo trovo abbastanza anch'io intuitivo, insomma, bello come sistema e tutto. Lo conoscevo già, dato che è ispirato a Dungeons and Dragons, quindi che conosco. Ci spostiamo in un'altra sala. Qui stanno preparando un fotoset per i cosplayer. I cosplayer sono ragazzi, ragazze che si vestono con gli abiti e le sembianze dei loro personaggi preferiti. Siamo vestiti da Sara e Gaito di Mermaid Melody, che è il mio anime preferito e lui è stato un po' obbligato. No, dai, l'ho fatto volentieri. Ecco, esatto, è una storia di sirene, ricorda un po' la Sirenetta come racconto, è molto appassionante. Io sono Lady Catherine, sono la rappresentazione di un vampiro. Caramba, che sorpresa, sono la zia Raffaella Carrà, direttamente dal mondo della musica. Questa è una macchina steampunk per fare il tè che ho inventato io e funziona con ingranaggi. E poi fuori nel parco, dove famiglie si divertono nei giochi da tavolo. Qual è il gioco che maggiormente va tra le persone? Allora, ultimamente mi è stato chiesto moltissimo Living Forest, che ha visto anche un premio internazionale molto importante, anche se Splendor Duel è la scelta migliore. E poi eccoli qui, i giochi all'aperto. Non è per niente facile, però è un gioco molto divertente che stimola la mente e il corpo, quindi da consigliare assolutamente. La nostra Mirelluccia una ne fa e 100 ne penso al servizio di Daniela Sizia. Andiamo in pubblicità e poi torniamo con 2 indagini giudiziarie in corso, quella per individuare il responsabile della violenza sessuale ai danni di una 89enne di Bassano del Grappa e poi l'altra indagine sulla morte a Trieste di Liliana Resinovic. A tra poco. Rimasta vittima di una violenza sessuale a 89 anni a Bassano del Grappa, in corso le indagini per individuare il responsabile. Vediamo l'aggiornamento della nostra redazione bassanese. È stata dimessa dall'ospedale ed è tornata nel suo appartamento. L'anziana, che pochi giorni fa è stata aggredita nel garage della sua abitazione. Ha implorato il suo assalitore di lasciarla andare, ma per la donna nessuna pietà. È stata violentata a 89 anni nel suo garage di casa. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo di pelle scura, a volto coperto, si sarebbe intrufolato nel box del palazzo e avrebbe minacciato la donna con un coltello. L'anziana, inizialmente pensando a un tentativo di rapina, per lo shock sarebbe rimasta completamente immobilizzata, senza riuscire a reagire, e da qui l'inizio dell'incubo. L'uomo è poi fuggito, facendo perdere ogni sua traccia, lasciando la donna inerme, sdraiata sul pavimento. Raccolte le ultime forze, l'anziana è tornata nella sua abitazione, decisa a tenere nascosto l'accaduto, ma a causa delle profonde lacerazioni provocate dall'aggressione si è recata al pronto soccorso, raccontando a medici e infermieri il terribile accaduto. Verificata l'aggressione attraverso il cosiddetto kit stupro, che consente di raccogliere e conservare le prove di un reato sessuale, dall'ospedale è partita la segnalazione alle forze dell'ordine. L'89enne, dopo essere stata dimessa, ha formalizzato una denuncia ai carabinieri. Al setaccio le telecamere di videosorveglianza della zona. Continua la caccia all'uomo.
Andiamo a Trieste, dove la nostra redazione sta seguendo da molto tempo il giallo sulla morte di Liliana Resinovic. Il Tribunale ha respinto la proposta di archiviare il caso per un presunto suicidio. I giudici non credono a questa pista, quindi si andrà avanti. Si sta indagando su cantine e locali in cui il marito di Liliana, Sebastiano Visentin, sostiene che possa essere stata negli ultimi giorni di vita la donna insieme all'amante Claudio Sterpin, che noi abbiamo intervistato. Sentiamo. Si parla di una cantina e una soffitta che erano libere di proprietà di un amico, e nel periodo in cui ci siamo riavvicinati, cioè gennaio-maggio più o meno del 21, sì, avevamo le chiavi. Una cantina e una soffitta utilizzate per non più di 4-5 mesi. Claudio Sterpin, amico e amante della defunta Liliana Resinovic, ammette di aver avuto i suoi incontri con la 63enne di via Verrocchio già dal gennaio del 2021, 12 mesi prima della sua scomparsa. Il dubbio era emerso nel salotto di Ring giovedì scorso, proprio mentre Tele4, assieme ai colleghi giornalisti, approfondiva la funzione della cantina e della soffitta di via Giulia e via Slataper. È stato il giudice per le indagini preliminari, Luigi Deinotti, nei 25 punti dell'ordinanza, che ha riaperto il caso a chiedere che Sterpin spiegasse dettagliatamente l'utilizzo di quei luoghi. Oggi continuano a dire qualcuno che la nostra storia è inventata. Allora, se una storia è inventata non ha bisogno di cantine e soffitte, giusto? Io ho voluto ribadire che la nostra storia era vera, in piedi, e durava dal gennaio quantomeno del 21. Non è mai finita, io l'ho dichiarato in polizia il 15 dicembre, che io e Liliana per 40 anni non ci siamo mai persi di vista. Sterpin ha anche spiegato a Tele4 che se non ha inizialmente voluto menzionare la cantina e la soffitta in oggetto presi in affitto era per tutelare il proprietario suo amico. Nel corso dei mesi poi il padrone di quelle stanze è cambiato, ora si troverebbero nella disponibilità di qualcuno che nulla ha a che fare con Claudio Sterpin. Infine anche il cellulare dell'ex podista triestino verrà scandagliato con nuove strumentazioni che permettono di analizzare approfonditamente i tabulati telefonici e rintracciare la posizione delle telefonate. Il mio telefono io l'ho posato sul banco della pretura, dove sono andato la mattina del 15 dicembre. Ho posato lì il mio telefono, la prima azione che ho fatto, ben sapendo che dentro c'era tutta la nostra storia. Il mio telefono è stato riletto da zero, per cui io non ho mai avuto nessunissimo problema di mettere là il mio telefono. Lo posso rifare in questo momento a chi che sia che abbia titolo per controllare cosa c'è su. Servizio di Gianluca Paladin. Liliana Resinovic era un amante della bicicletta e vi raccontiamo una storia di un ciclista che ha parlato nell'ex caserma Piave raccontando di un viaggio in bicicletta che durerà mesi per promuovere la pace. Servizio di Fabio Fioravanzi. L'animo errante del sognatore, l'amore per la bicicletta e per un paese tanto lontano quanto dimenticato, una speranza di pace. È questo che porterà Jaime Covas dalla Spagna fino in Myanmar pedalando sulla sua bicicletta. Partito 2 mesi fa, spera di completare i 12.700 km del viaggio, forse in febbraio. In mezzo una tappa tra gli amici di Belluno. L'idea di questo viaggio nasce dalla mia voglia di raccontare la storia del Myanmar. Credo che non se ne sappia abbastanza e che la gente non voglia immergersi in una realtà così difficile. Nell'ex caserma Piave, ad ospitarlo, l'associazione Bambara, nel cui hangar si sta costruendo la bicicletta più grande d'Italia. E poi la FIAB e ciclisti di tutto il mondo a bordo delle 2 ruote più stravaganti per parlare del suo viaggio. La prima è dar a conocer la situazione. Per prima cosa voglio capire che cosa sta succedendo realmente e raccontarlo, e poi costruire un progetto, magari di tipo sanitario o per l'agricoltura, qualcosa che possa fondare in Spagna e trasmettere in Myanmar. Fondare in Spagna e trasmettere a Myanmar. Il Myanmar, antica Birmania, dal golpe che ha fatto cadere il governo di Aung San Suu Kyi, è sprofondato in una guerra intestina di cui non parla nessuno. Il viaggio di Jaime Covas nasce per questo, per ricordare quello che accade a chi invece dimentica. E poi voglio anche insegnare alla gente che mi segue che si può guardare al mondo con una prospettiva amorevole e positiva.
E a Monastier il terzo raduno di auto d'epoca per ruote nella storia. Monastier ha salutato la partenza della terza edizione di Ruote nella Storia, non solo un raduno di auto d'epoca, ma anche un'ulteriore occasione per scoprire le bellezze del nostro territorio tra turismo, cultura ed enogastronomia. Sono questi gli ingredienti della giornata che ha visto partecipare una quarantina di equipaggi a bordo di veri e propri gioielli a quattro ruote. Valorizzazione non solo del patrimonio culturale e storico delle auto, ma soprattutto valorizzazione del patrimonio dei nostri bei borghi della provincia trevigiana. Il corteo ha raggiunto uno dei borghi più belli d'Italia, Serravalle a Vittorio Veneto, dove due guide hanno accompagnato gli equipaggi alla scoperta delle sue bellezze. Perché lo scopo è sempre favorire la conoscenza turistica per questi equipaggi che hanno questa doppia opportunità di poter partecipare a un raduno, divertirsi fra di loro, ma anche di vedere dei bei borghi e poi, perché no, di mangiare bene. È anche un'occasione per ripercorrere la nostra storia recente attraverso l'esposizione di queste meravigliose auto che raccontano appunto quello che è stata anche l'evoluzione. Chiudiamo con la notizia del Gazzettino, una strana storia. Io imbucato al funerale di Silvio Berlusconi, non ero in lista, ecco come sono entrato, insomma, gli infiltrati anche nei funerali. È tutto per oggi, grazie molte, grazie a Francesco Ceronne, ad Alberto Pivetta in regia e ci vediamo stasera con Focus alle 21:15. Buona giornata.